Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. These executives have fluked the fuck out of me. And there's still a long time to go before I paid my debt to society. And all I ever really wanted to do was play the guitar. Choosy, I keep moving, there's no room to... These executives have fluked the fuck out of me. And there's still a long time to go before I paid my debt to society. And all I ever really wanted to do was play the guitar and bend the string like ring tune teen tune teen tune teen and nee. I've got it. I'll be sullen and withdrawn. I'll dwindle off into the twilight realm of my own secret thoughts. I'll lay on my back here till dawn in a semi-catatonic state and dream of guitar notes that would irritate an executive kind of guy. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a te Natalia, buon venerdì anche a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Siete su Chilometro Zoom e sulle note della chitarra più pazza d'America, come veniva intitolata un po' di anni fa, quella di Frank Zappa, Upside Now del 1979, se non sbaglio, sempre dall'album Just Garage. C'è da dire che il nostro Antonino sta prendendo sempre dal solito album, sei un po' monotono, anche se è un gran pezzo. Io sono Lorenzo Viviani, dall'altra parte dell'etere ci separa qualche centinaio di chilometri, c'è lui, il mitico DJ delle ore serali di delle ore serali di Radio Libertà, il mitico, inarrestabile, inesorabile, anche un po' sagace nel suo sguardo sornione, per chi può vedere la radio TV, dove si vede con questo Antonino con questa mano che stringe il microfono. È lui e non è lui, ma certo che lui, Antonino Danna, dall'altra parte dell'etere, il dottor Antonino Danna. L'avvocato Antonino Danna. No, non sono avvocato, grazie. Non sei avvocato? Però sei giurista. No. Non sei laureato in giurisprudenza, no? Sono laureato in giurisprudenza, ma non ho okay. mai terminato la pratica forense, come l'avvocato Agnelli. Anche lui non era avvocato. Anche lui non era avvocato. Sì. E tu lo porti l'orologio sopra il polsino, no? Ma guardi, c'è stato un tempo nella mia gioventù in cui lo portavo. È avvenuto attorno all'età di 11-12 anni perché era troppo piccolo il mio polso. Poi il polso si è allargato e non c'è stato più bisogno di un'estensione, ecco. Ma io guardo da quassù e vedo, mi viene da piangere solo a vedere la Fiat e la Juventus, che sono stati i miei 3 grandi amori di tutta la vita, perché io ho amato la Fiat, la Juventus e un'altra cosa, ma non posso dire. Vai con la tua presentazione. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1171 di oggi, venerdì 10 aprile del 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue
In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semi Varin, le videopillole e molta altra bella roba ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 029294 7222 se volete intervenire per telefono. Che dice? Preme il telefono, Lorenzo? Sì, tra parentesi, tu che dici il telefono è mi piace aperto. Vabbè, Prego. apriamo codesto telefono. Intanto però, buonasera Natalia e ben trovata. Ti volevo dire una cosa, dato che tu ricordi sempre, e mi piace perché sei anche, penso sul panorama nazionale, l'unico che ricorda tutti i giorni, tutti i pomeriggi quanto sia importante donare il sangue, però c'è anche da dire una cosa, così lo diciamo anche chi diciamo vuole risparmiare qualcosina, fare una buona azione, risparmiare qualcosina. Se donate il sangue vi tenete anche sotto controllo, perché è anche un buon motivo, per dato che comunque il donatore deve essere sano, vi fanno anche le analisi, quindi insomma è anche una cosa che fatelo perché insomma fate una buona azione e vi fate anche un check, insomma, come si dice. Quindi, insomma, unite l'utile al dilettevole, no? Sbaglio, Antonino? Sì, no, hai detto delle parole che io sottoscrivo in pieno, quindi io purtroppo non lo posso fare per i miei trascorsi, appunto, per il cancro che ho avuto, ma voi che state in buona salute lo fate anche per me e salvate vite umane, perché la cosa più importante, vedete, ora comincia la bella stagione. Uno dei problemi che ci sono con le emoteche è che a mano che ci si avvicina verso l'estate scende puntualmente la quantità e l'entità delle donazioni e invece aumenta la richiesta di sangue, per cui date una mano, andate all'Avis, nelle varie associazioni, iscrivetevi, donate il sangue, vi fa bene, vi porta bene, perché fare del bene porta bene, migliora la vostra vita e soprattutto vi rende migliori, perché voi non saprete mai e non conoscerete mai le persone che da qualche parte comunque penseranno a voi perché le avrete salvate, pregheranno per voi, spingeranno per voi e in qualche modo questa energia positiva vi ricadrà addosso favorevolmente, perché vedete, fare del bene ti torna sempre indietro, solo che ci mette un po' più di tempo rispetto a fare del male. Ma io preferisco fare del bene, pazienza se devo aspettare che mi torni di nuovo in testa, ma torna, non vi preoccupate che torna. Bene, Lorenzo, sono le 17:43 minuti, telefoni aperti. Oggi di cosa parliamo? Oggi, a parte che siamo al preludio, siamo nel pre-Vinitali, perché abbiamo domenica, poi anzi ne parleremo magari anche perché sarò presente anch'io, sarò a Vinitali, quindi avremo modo, magari facciamo anche dei contenuti che trasmettiamo la prossima settimana, così un'idea che mi viene durante la diretta. Però oggi invece volevamo parlare di un argomento. Abbiamo un amico noi romano, in quel di Roma, fra parentesi onorevole, perché è consigliere comunale a Roma, quindi sai che prendono anche il nome di onorevoli i consiglieri comunali romani della città metropolitana, però è un amico che non fa solo questo ruolo, è un esperto in agricoltura, aveva fatto quel bel libro che consigliava come aprire, come iniziare, come diventare imprenditori agricoli, perché molte volte abbiamo anche tanti ragazzi che si vogliono avvicinare in maniera anche un po' facile al mondo dell'agricoltura, invece lui aveva fatto questo libro in cui dava tutti questi consigli, come aprire un'azienda agricola, come cimentarsi. C'è sempre bisogno di questi, a volte uno va dall'associazione di categoria, invece ora ha fatto un altro libro che insomma riassume periodicamente, ad esempio, le agevolazioni che ci possono essere in agricoltura e le ha messe tutte insieme in una sua pubblicazione. E quindi, insomma, se mica in linea il nostro ospite, lo stiamo contattando, quindi tra poco vediamo sarà un po' se è in linea, perché noi. avremo, è con noi? No, non è con noi? Perfetto, ok. Appena ci sarà ti avvertirò. Appena ci sarà, perché cosa andremo a fare oggi? Andremo un po' a parlare, a discutere di questa pubblicazione che mette insieme un po' tutte le agevolazioni. Sapete che il mondo dell'agricoltura, il primario, ha una serie di agevolazioni, ma come ce l'hanno anche altri
altri settori del nostro, c'è. altri settori del nostro come può essere ad esempio l'industria, la piccola e media impresa. L'agricoltura ha anche delle necessità in più perché è presidio del territorio, è il primario, è fonte di alimenti, quindi insomma ha sicuramente una serie di agevolazioni, ma pensiamo dal gasolio agricolo. Alcune cose sono messe naturalmente, il gasolio agricolo che è un tema molto importante anche adesso, perché è schizzato alle stelle, penso a quello della pesca, 1,50 €. So che fa ridere per chi ad esempio fa gasolio alla pompa di benzina, diesel alla pompa di benzina lo vede più alto, ma voi pensate quando ne fai 30, 40, 50.000 litri o ne consumi comunque parecchio, 10.000 litri magari alla settimana perché è un'imbarcazione a strascico, capite che diventa un costo di produzione insostenibile. Ma parlando di agevolazioni in agricoltura, diamo il benvenuto all'onorevole, allora in questo caso lo dobbiamo dire, Fabrizio Santori. Ciao Fabrizio. Ben trovato. Grazie, ciao. Ben trovati a voi. Ciao è un piacere, Fabrizio. sempre. Allora, te Un caro saluto a tutti i periodicamente... radioascoltatori. Grazie Fabrizio. Allora, te periodicamente vieni su queste frequenze perché diciamo che sei una persona che da questo punto di vista ti sei ritagliato anche uno spazio, possiamo dirlo, perché di solito l'agricoltore, chi inizia il mondo dell'impresa agricola, chi si rivolge alla sostenibilità categoria, ci sono diciamo dei punti ben precisi. Se vuoi fare agricoltore vai negli uffici, vai nei CA, tipici CA e cerchi risposte. Tu invece hai scelto diciamo anche di essere di fare delle pubblicazioni che aiutano, no? Aiutano chi vuole avvicinarsi al mondo dell'agricoltura, aiutano e mettono insieme una serie di informazioni che a volte non sono così facili da trovare. Hai fatto una nuova pubblicazione che parla delle agevolazioni in agricoltura nel 2026, cioè quindi in quest'anno come orizzontarsi nel mondo dell'agricoltura. Spiegacelo un po', raccontaci questa nuova pubblicazione. Sì, intanto vi ringrazio, è uno strumento, una bussola che ritengo indispensabile. Ormai sono 4 anni che faccio questa pubblicazione con Fisco e Tasse, che ringrazio della Maggiore Editore per la fiducia nel percorso che stiamo cercando di mettere in campo, cioè quello di unire tutte le opportunità. Mentre per quanto riguarda, e lo sentivo dal tuo intervento, l'industria o altri settori, tutto è concentrato all'interno di uno specifico ramo di informazione. L'agricoltura ha sempre difficoltà, ecco, si rivolge sicuramente a dei tecnici, tutto quello che vogliamo, ma trovare le agevolazioni in agricoltura diventa complicato perché se ne occupa l'Europa, se ne occupa il Ministero dell'Agricoltura tramite, come sappiamo, altri enti, altre realtà come ISMEA ad esempio. Se ne occupa il bilancio a livello centrale oppure le regioni, come sappiamo tanti bandi vengono fatti a livello regionale, quindi è un panorama diffuso, molto articolato e anche spezzettato su cui non è facilissimo orientarsi, quindi c'è una crescente complessità normativa, quindi il settore che è strategico ha questo vulnus che ho individuato rispetto a proprio le richieste degli agricoltori stessi che spesso si trovano un po' disorientati e quindi si tratta di una serie di sostegni, io ritengo che siano tutti contenuti all'interno di questo ebook che è di 300 pagine e ogni anno insomma cerco di alimentare questo percorso perché poi escono fuori nuove iniziative, nuove norme, quindi sono delle pagine ricche di schede anche di carattere di approfondimento, delle schede operative, cioè sapere che è uscito un bando e come presentarlo, ma soprattutto se deve uscire un decreto attuativo o se ci sono degli elementi che vanno tenuti in considerazione. Io cerco di accompagnare appunto il lettore passo dopo passo in questa comprensione di nuove misure che sono inserite a partire dalla legge di bilancio, alcune normative vengono messe o comunque agevolazioni vengono messe nel mille proroghe, e si cerca di dare un percorso fino all'individuazione di quelle che sono le migliori opportunità finanziarie, economiche per le esigenze produttive del settore agricolo. Quindi è sicuramente pensato per chi è già dentro al settore, ma anche chi vuole entrare da fuori, da protagonista nel settore agricolo, cerca di rispondere alle domande più urgenti degli operatori, sia di quelli appunto attuali che di quelli futuri.
insomma c'è un'attenzione forte a questo, a renderlo semplice, perché poi le normative sono complesse, come sai, e spesso non è facile muoversi tra queste, ma allo stesso tempo cerca di rendere efficace il percorso di lettura fino ad arrivare alla cogliere la migliore opportunità e come poterla sviluppare per portare poi fondi in azienda, e ce n'è davvero bisogno, perché il settore agricolo è trascurato in tanti punti, e allo stesso tempo è un settore che però, come abbiamo detto, è strategico in Italia, in Europa e nel mondo, e soprattutto per l'Italia. Assolutamente. Antonino, vai. No, io mi rendo conto di una cosa. Nel 1980, nel suo libro Italia, Enzo Biaggi raccontava l'inchiesta che era stata fatta da un'associazione consumatori che aveva contato qualcosa come 200 telefonate, non so quanti moduli compilati e domande di vario genere per aprire un negozio, un banale negozio di panetteria. Ecco, per fare impresa agricola oggi, quanta burocrazia c'è da risolvere? Ce n'è e ce n'è tanta ancora, troppa rispetto anche ad altre procedure che in Europa prevedono, diciamo, anche la fiducia nei confronti di chi presenta documentazione per aprire un'azienda. Intanto la apri, poi controllo successivamente, però ti permette di essere subito operativo. In Italia bisogna aspettare risposte su vari fronti, quindi il tema burocratico esiste anche nella presentazione delle domande. Ad esempio il bando Iagrip in Europa, fondamentale per la promozione del prodotto agricolo, ha una serie di formulari, di moduli che devono essere compilati, attenzione a tutte quelle documentazioni che vengono richieste, che di fatto articolano un semplice problema, cioè quello di agricoltori che si allontanano dai finanziamenti, quindi poi fanno tutto da soli perché hanno timore di avvicinarsi a questa burocrazia che fa perdere solo tempo. Allora a quel punto dico: voglio aprire un'azienda, ci penso, vado avanti da solo con le mie forze, non chiedono aiuto, ed è sbagliato, perché poi tanti fondi dall'Italia vengono persi in questa direzione. Cioè, quindi bisogna intanto articolare in maniera anche meno burocratica sia la questione dell'apertura di un'azienda sia la questione dell'accesso ai finanziamenti. Quindi sono due questioni separate, ma di fatto che sono spesso molto molto complicate. Alcune regioni invece hanno lavorato, soprattutto, ripeto, sul settore agricolo, per rendere più snella l'azione di accesso ai fondi. I bandi sono più semplici sicuramente di quelli europei, e c'è l'altro tema, che è quello dell'internazionalizzazione dei prodotti agricoli. È un tema che anche lì ha necessità di grande pazienza per poter accedere ad alcuni percorsi per poter esportare il proprio prodotto. Allora, tutto questo, a mio avviso, può essere oggetto di una revisione sia a livello europeo che a livello nazionale, per rendere più accessibili le aziende e soprattutto, ripeto, al finanziamento. Molto chiaro. Lorenzo. Assolutamente no, ma io poi devo dire la verità, è sempre complesso. Lo dico anche nella mia esperienza da amministratore come Parco Nazionale, dove noi naturalmente lavoriamo con l'agricoltura e diamo ulteriori incentivi, perché naturalmente da noi l'agricoltura è ancora, in maniera ancora più forte, un patrimonio da conservare, perché è un patrimonio UNESCO, un patrimonio paesaggistico, un patrimonio di biodiversità. Diciamo che l'agricoltura è un po' così in tutta Italia, il paesaggio rurale è un patrimonio da conservare, però dovete pensare che da noi è proprio una cosa distintiva, che ha creato il territorio, ha creato attrazioni turistiche, ha creato un parco nazionale. Il Parco Nazionale Cinque Terre vuol dire è un parco dell'essere umano, chiamato Parco dell'Uomo, parco dell'essere umano. Quindi pensate che noi, però veramente a volte siamo in una sovrapposizione e devi stare attento, ad esempio. Quindi è importante anche da amministratore avere la disponibilità di un libro così, perché non puoi andare in sovracompensazioni, diciamo, poi rischi di dare delle agevolazioni, di ripetere le cose che non ti puoi permettere in un'amministrazione. Quindi è importantissimo e mi fa molto piacere. Sarò io anche uno dei lettori del tuo libro, Fabrizio, da questo punto di vista, ma poi purtroppo hai ragione te, è una materia nazionale perché ne parla in legge di bilancio, però è materia regionale, sappiamo, l'agricoltura, quindi è
competenza regionale, anche se poi la tratti in legge di bilancio e fai degli interventi in legge di bilancio. E poi pensa un po' a tutto quello che c'è nel cambiamento della PAC, e quindi di come poi a livello nazionale e regionale vengono ridistribuiti i fondi europei. Cioè è veramente qualcosa di difficile, in cui l'agricoltore a volte veramente si mette nelle mani di una terza persona, a volte fanno anche degli errori anche loro, e però di tecnici, perché semmai non riescono hai detto bene, in altri settori è molto più chiara, sai da dove arriva il finanziamento, hai delle linee diciamo generali ma ben definite. L'agricoltura ci mettono un po' le mani tutte, ed è molto molto difficile avere una bussola, come hai detto bene te, serve una bussola per riuscire a capire, anche perché poi sono anche, dimmi se sbaglio, soprattutto abbiamo dei confini in certi tipi di agricoltura, dove il finanziamento, dove l'agevolazione a volte ti dà la vita, non è come dire, a volte mi immagino nel radioascoltatore che ascolta e dice: ah, ma sai, l'agevolazione, come dici, ah, non ho fatto gli infissi, non li ho portato nella dichiarazione dei redditi, dici vabbè, amen, dici vabbè, ho perso qualcosa. A volte nel settore agricolo hai dei margini, dimmi se sbaglio Fabrizio, che ti danno la vita o la morte, cioè se accedi a un'agevolazione o se hai dei ricavati che ti potrebbero cambiare, ed è quello che ti fa portare diciamo il reddito, oppure ti fanno andare a pari o addirittura in perdita. Dimmi se sbaglio. No, assolutamente, hai perfettamente ragione, ma ti dirò di più sul tema, che se si riesce diciamo, a entrare nel circolo virtuoso dell'agevolazione, diventa una cosa strutturale dell'azienda, quindi ogni anno non devi rincorrere l'emergenza per poter avere un finanziamento per rimanere diciamo, con i margini così bassi che ci sono in agricoltura. Quindi ecco, il premio agli agricoltori sta proprio nel numero importante di finanziamenti che ci sono, solo che bisogna renderli appunto più accessibili, e soprattutto bisogna creare, soprattutto nei comuni, e non è facile, strutture che possano aiutare gli agricoltori a fare un'azione costante e continua, in maniera tale che ogni anno si determina un finanziamento che poi non arriva subito, non arriva immediatamente, quindi arriva dopo qualche mese. Alcune volte si devono preventivamente spendere dei denari e poi diciamo avere il finanziamento, quindi attenzione, perché alcune agevolazioni non sono così immediate. L'altra questione, e ti ringrazio per aver dato luce diciamo, al fatto che questo può essere un prodotto, diciamo così, come tutte le guide che sono fatte in un certo modo anche per chi amministra, per rendersi conto di quello che c'è e come poter intervenire in maniera specifica a secondo dell'ente che si amministra, così da poter essere unici, no, nel percorso e aiutare quelle realtà che magari non sono aiutate da altri finanziamenti. L'ultimo aspetto che mi preme sottolineare rispetto al tuo intervento è la complessità. La complessità, come dicevo, ad esempio l'ebook che ho appunto voluto fortemente, ripeto, da qualche anno, proprio per dare questo orientamento. Questo di quest'anno è diviso in 8 parti. La novità delle leggi di bilancio, quindi fondi per l'agricoltura che sono nel bilancio dello Stato. Ci sono delle agevolazioni continuative, cioè approvate in altri bilanci, ma che vanno avanti per più anni, quindi di fatto uno non li trova nel bilancio del 2026, ma stavano nel 2025 e nel 2024, però poi spariscono diciamo, dai radar dell'agricoltore, perché vengono fatti dei fondi a cui bisogna accedere, a cui sono state date informazioni lo scorso anno e non in quest'anno. Quindi finanziamenti che sono sia diretti sia indiretti, cioè i finanziamenti diretti sono quelli di accesso ai bandi europei, indiretti invece arrivano sulle regioni, le quali poi a loro volta fanno dei bandi. L'internazionalizzazione dei prodotti che va fatta appunto tramite tutte le strutture del Ministero degli Esteri, quindi ecco, interviene anche un altro ministero, non solo quello dell'agricoltura. I fondi del PNRR che adesso stanno terminando, diciamo così, per il comparto agricolo, però insomma ci sono missioni su missioni che hanno lavorato e che stanno ancora continuando a lavorare sul tema delle agevolazioni agli agricoltori. E poi ci sono tutta una serie di ulteriori agevolazioni, la parte sesta
del libro, le misure di emergenza che riguardano appunto sostegno al settore agricolo, vari decreti leggi, aiuti, proroghe dei termini, carburanti, energia, siccità, rafforzamento della pubblica amministrazione, insomma sono tutte provvedimenti che sono stati fatti nel corso del tempo, nel corso degli ultimi 3 anni, che vengono ripetuti in questa parte del testo. E l'ultima appunto sono le misure sul settore agroalimentare della pesca, cioè sulla trasparenza del mercato e dell'efficientamento del sistema informatico agricolo, ulteriori questioni che vengono affrontate. Quindi la complessità sta proprio nel mettere insieme tutto e avere un quadro generale. Scusate se mi sono dilungato, ma ci tenevo appunto a Assolutamente. Purtroppo Purtroppo il tempo ci corre dietro, però hai fatto bene a fare queste precisazioni. Quindi, per fare poi di nuovo il punto di tutto, ricordiamo, almeno per i nostri ascoltatori, soprattutto per chi si interessa del settore agricolo, quest'opera, questo ebook, Le agevolazioni in agricoltura 2026, pubblicato da Fisco e Tasse, è presente come ebook e non come cartaceo, ecco, diamo delle informazioni, cioè si può scaricare e comprare online. Sì, c'è Fabrizio? il link specifico. Ok. Sì, c'è il link specifico. Ok, c'è il link specifico, magari assolutamente. Quindi lo potete cercare e trovare benissimo e vi darà tutte le informazioni, almeno si riuscirà. Io sicuramente, devo dire Fabrizio, sarò uno di quelli che se lo scaricherà perché mi serve anche fare un po' di ordine e capire bene le cose. Grazie a Fabrizio Santori, Grazie a voi. l'onorevole Fabrizio Santori, e naturalmente sarei il nostro ospite per portare naturalmente anche un po' di luce su un settore che ha delle ombre, a volte è molto difficile avere veramente una bussola per orientarsi. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, buona continuazione, un saluto a tutti gli ospiti. Buon lavoro a te. E adesso grazie Fabrizio. E adesso lasciamo la parola al nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, a cui facciamo anche con Liberamente, a cui facciamo anche, possiamo dirlo Antonino? Sì, gli auguri, Gli auguri di buon compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri direttore, tanti auguri a te. Ciao, a tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.